garantito. Alte autorità cinesi ed europee a Palazzo Ducale per dare via all'anno del turismo Europa-Cina, presenti anche Zai e Brugnaro che hanno fatto il punto sui copiosi investimenti in arrivo dalla Cina per il nostro territorio. E durante l'incontro al Ducale, l'annuncio del presidente di Save Enrico Marchi, presto da Venezia partiranno voli diretti per Pechino. Tentata rapina in una tabaccheria di Mestre, 20enne italiano entra con la pistola ma riesce a metterlo in fuga, il malvivente è arrestato poco dopo dalla polizia. Nuovo caso di presunte molestie in una scuola trevigiana, sotto inchiesta un altro insegnante, un 50enne di Mestre, ad accusarlo 3 ragazze oggi maggiorenni per fatti risalenti a 10 anni fa. Polemiche durante il corteo antidegrado che si è svolto a Mestre, a Corò attacca, non c'erano i nigeriani di zero degrado, loro replicano, le giornate vanno decise insieme. Polemiche per il T-Red di via Milanese, manca la linea d'arresto lasciando gli automobilisti nell'incertezza sul dove l'auto debba fermarsi. Progetti, scenari, grandi navi e futuro del porto di Venezia questa sera a 20:10 con il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre parlando dell'anno del turismo Europa-Cina aperto stamane a Palazzo Ducale a Venezia, alte autorità cinesi ed europee, presenti anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro per fare il punto sui copiosi investimenti in arrivo proprio dalla Cina sul nostro territorio. Non è un caso che si sia scelta Venezia per l'inaugurazione dell'anno del turismo Europa-Cina, andato in scena in mattinata a Palazzo Ducale. Il ruolo storico di Porta d'Europa, conquistato ai tempi della Serenissima, non è mai venuto meno, come dimostrano i numeri dei visitatori provenienti dall'estremo oriente. Il turismo cinese pesa per circa 800.000 presenze all'anno qui in Veneto, cresce dell'11-12% ed è per noi una grande occasione visto considerato che i cinesi in Veneto dal punto di vista turistico rappresentano la 6ª comunità. Sarebbe però scorretto, aggiunge il sindaco Luigi Brugnaro, pensare che i rapporti di Venezia con la Cina si limitino all'ambito del turismo. Queste giornate per noi sono una grande occasione di incontro con potenziali investitori e i capitali cinesi sono fondamentali nella rinascita di Porto Marghera come sito industriale. Ieri al Teatro La Fenice ho incontrato degli investitori cinesi per parlare di investimenti sui porti. Al seguito di questa giornata ci sarà una grossa riunione di investitori perché la Via della Seta è tutto un racconto diverso, economico, che mette la logistica al primo posto, una logistica avanzata. Questa è la vocazione di Porto Marghera, conferma il governatore Luca Zaia, e dobbiamo finirla con le suggestioni diverse. Perciò ho voluto fortemente la candidatura di quest'area a ospitare il polo scientifico per la ricerca sulla fusione nucleare. Dobbiamo investire su attività che siano ovviamente pulite, attività che non inquinino, attività che aprano un nuovo corso e una di queste attività io l'ho identificata al nuovo centro per la fusione nucleare. È nato da un ragionamento fatto da sottoscritto assieme al professor Rizzuto, il preside e il rettore di Padova, e penso che su questa direzione noi dobbiamo investire. Stiamo lavorando, sono ore cruciali e comunque la candidatura del Veneto per questo centro ci sarà. E sempre al Ducale l'importante annuncio del presidente di Save Enrico Marchi. È uno stadio molto avanzato l'accordo con una delle principali compagnie aeree cinesi per l'avvio del primo volo diretto Venezia-Pechino. Lo annuncia il presidente di Save Enrico Marchi a margine dell'inaugurazione dell'anno del turismo Europa-Cina a Palazzo Ducale. Stiamo aspettando le autorizzazioni dalle autorità cinesi che speriamo arrivino presto, perché sarebbe molto curioso fare eventi di questo tipo e poi che le autorità cinesi non dessero il permesso per un volo diretto con Venezia. Sono oggi 100.000 i passeggeri che utilizzano l'aeroporto Marco Polo per raggiungere o partire dalla Cina. Da un mese lo scalo lagunare ha ottenuto la certificazione Welcome Chinese, che attesta le capacità di ricevere i passeggeri asiatici e viene richiesta dalle compagnie cinesi che vogliono volare in Europa. Secondo uno studio a campione tra i passeggeri commissionato da Save, Venezia è la prima scelta per i turisti cinesi che vorrebbero visitare l'Europa e la quarta tra quelli che vi sono già stati dopo Parigi, Londra e Roma. Un volo diretto sarebbe quindi fondamentale per il futuro dei collegamenti tra queste due aree del mondo. Sarebbe importante dal punto di vista simbolico e dirò di più, io sono convinto che una volta
che parta il primo volo è come stappare la bottiglia, dopo il primo ne arriveranno degli altri, perché abbiamo un grosso traffico in aumento con la Cina, con tutta l'Asia, e quindi è una parte del mondo destinata ad accrescere notevolmente in termini di traffico. La cronaca adesso con una banda di ladri specializzata in numerosi colpi, bar e tabaccherie con una tecnica davvero particolare. Atleticamente preparati come Marines strisciavano pancia a terra sui pavimenti di bar e sale scommesse del Piovese e del Veneziano per eludere i rilevatori degli impianti d'allarme. Nello zainetto gli arnesi per scassinare le slot machine, fuori sempre un palo. 2 gli arrestati dai carabinieri di Padova a Legnaro e Chioggia, una coppia di romeni di 28 e 31 anni. 9 i colpi che avrebbero messo a segno tra il dicembre 2016 e lo scorso ottobre tra Codevigo, Vigo Rovea, Sant'Angelo di Piove e Brugine nel Padovano, Campalto e Cavallino Treporti nel Veneziano. Tutti con questa tecnica strisciante. Il GIP della Procura di Padova ne ha ordinato l'arresto per furto aggravato e rapina aggravata. I 2, oltre che dei contanti delle macchinette, si impossessavano di sigarette, gratta e vince e liquori. Un bottino totale di circa 50.000 euro, ma per gli esercenti derubati anche altre grane. Danni patrimoniali piuttosto rilevanti, scaturiti oltre che dall'ammontare dell'area furtiva anche dal danneggiamento delle strutture, degli infissi, ma anche dei sistemi di allarmi che venivano completamente neutralizzati. I ladri sceglievano di giorno i loro obiettivi, quindi vi entravano in piena notte, in genere tra l'1:30 e le 4:30, infrangendo porte o finestre. Dopo una serie di furti della scorsa estate, i carabinieri di Piove di Sacco e Padova hanno iniziato una serie di servizi notturni. Dopo oltre 3 mesi di accertamenti, la certezza che gli autori della serie di furti a pancia in giù erano i 2 romeni. All'alba di oggi 2 arresti. Un giovane armato di pistola in tabaccheria e un titolare esasperato dai furti che reagisce. Vediamo com'è andata a Mestre. Ennesimo tentativo di rapina a Mestre. Ad essere presa di mira un'altra volta la tabaccheria di Chirignago, giovedì alle 8 del mattino. Abbiamo ricevuto al 113 una telefonata da parte del titolare di una tabaccheria sita in Chirignago, il quale riferiva di aver appena subito un tentativo di rapina a mano armata. In particolare un ragazzo travisato era entrato nel suo esercizio e aveva appoggiato una pistola sul bancone e gli aveva chiesto di consegnargli i soldi. Il titolare però non si è fatto intimorire, probabilmente saturo di essere vittima di rapinatori, rispondendo con freddezza. Il titolare ha riferito al ragazzo che avrebbe consegnato i soldi solo all'arrivo della polizia. Questo fortunatamente ha fatto desistere il ragazzo, che quindi si è dato alla fuga. Il titolare è già stato rapinato, questo forse può spiegare anche la sua reazione particolarmente fredda. Ricordiamoci che è una reazione comunque che lo ha esposto ad un pericolo, perché la persona non è reagito ma avrebbe potuto reagire. L'importante comunque è allertare subito le forze dell'ordine quando succedono questi episodi. E così ha fatto. Fondamentale la descrizione del 20enne italiano tossicodipendente che è stata fornita alla polizia, che di lì a poco l'ha trovato. Una volante ha visto presso il SERT un'auto parcheggiata male, ha intuito che potesse essere quella del rapinatore che voleva nascondersi, ed effettivamente poi è stato ritrovato all'interno del SERT un ragazzo con l'abbigliamento corrispondente a quello descritto, e poi le perquisizioni dell'auto e del ragazzo hanno dato esito positivo, perché hanno consentito di trovare per l'appunto la pistola, la sciarpa con cui si era travisato. E a proposito di sicurezza a Mestre c'è un inedito strascico di polemiche dopo il corteo di protesta di ieri. Mancano i nigeriani, sì è vero, è strano, li abbiamo invitati. Questo fa male, perché ci aspettavamo di vederli al nostro fianco. Deluso per l'assenza dei cittadini stranieri di zero degrado, il presidente del comitato Marco Polo Corò ha voluto evidenziare la loro assenza al corteo di giovedì pomeriggio organizzato per dire basta allo spaccio e alla criminalità nelle zone calde di Mestre, alla luce delle ultime aggressioni. Noi abbiamo preso parte alla loro forma di protesta quando hanno abbassato le saracinesche dei negozi in via Trento, ha detto Corò. Sarebbe stato giusto il contrario. Immediata la risposta dell'associazione. Non siamo stati lì, perché quando lui mi ha invitato, appunto l'ho detto, guarda che noi abbiamo promesso ai nostri che stiamo difendendo i cittadini, oppure i miei soci vogliono che ogni tanto che facciamo qualcosa è di sabato, così che loro sono a casa da lavoro.
quindi ho cercato di parlare, di ragionare con lui, rinviamo o spostiamo fin sabato. Lui ha detto di no, dobbiamo fare giovedì, abbiamo programmato. Però non si fa così, se deve fare una cosa per le persone devi anche ascoltare le persone, non puoi fare tutto a testa sua, è quello che è il problema. I membri di Zero Degrado avrebbero dunque dato la loro disponibilità se ci si fosse accordati meglio sulla giornata. Noi siamo d'accordo con tutte le manifestazioni contro il degrado, contro qualsiasi, però volevamo solo chiedere un po' di ragionamento tra di noi, fissiamo una data che può essere conveniente per tutti. Noi sentiamo, condividiamo il dolore dei cittadini, siamo anche vicini a loro, per quello che stiamo chiedendo più controlli nella zona, presidio fisso 24/24, è una città di mesi ben controllata come la città di Venezia, quello che la vogliamo e siamo pronti a coinvolgere in qualsiasi manifestazione. Allora torniamo a parlare dell'omicidio di Opicina, abbiamo parlato anche ieri degli sviluppi giudiziari, soprattutto in riferimento alla 45enne serba che come sapete è accusata di essere la complice dei presunti assassini ancora latitante. Ebbene, la donna resta in carcere. Ljubica Kostic resta in carcere. Il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato la disposizione del GIP, riaffermando la necessarietà della misura cautelare per la 45enne serba, residente a Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, accusata di complicità nell'omicidio di Aldo Carli, avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 dicembre nella villa del gioielliere triestino Opicina. Rigettata l'istanza presentata dall'avvocato difensore Paolo Codiglia, secondo cui la donna non avrebbe avuto nessun ruolo della vicenda triestina, ma si sarebbe semplicemente trovata sul posto. Niente scarcerazione quindi, ma nemmeno gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico come cautela. Il Tribunale del riesame ha motivato il tutto con la dicitura istanza rigettata e ora ha 30 giorni di tempo per motivare la sentenza, con la possibilità per la difesa del ricorso in Cassazione. Resta la delusione della donna, considerando soprattutto la situazione del figlio minore affidato ai genitori. La motivazione più probabile, quella del pericolo di fuga, posto che l'intera famiglia della donna risiede nel nostro paese, perché sul fronte del possibile inquinamento delle prove o reiterazione del reato non si intravedono margini. D'altro canto, con i 3 esecutori materiali del delitto in fuga, la Kostic rimane l'unico sottile filo che lega i presunti killer con il delitto, quindi per gli investigatori l'unica possibilità di svolta per il caso. Allora, un'altra vicenda di presunte molestie in una scuola trevigiana, abbiamo già raccontato nelle scorse settimane. Sotto inchiesta c'è un altro insegnante, stavolta delle scuole medie, ed è un 50enne di Mestre. Gli adulti sono sempre un esempio per gli alunni ed essere un esempio di questo tipo fa veramente scadere la categoria. Commenta così Antonio Chiarparin, storico dirigente scolastico trevigiano, il nuovo caso di un professore accusato di molestie nei confronti delle sue allieve, non nella scuola superiore come il docente del Duca degli Abruzzi sotto inchiesta per i messaggi e le foto a sfondo sessuale scambiati con una sedicenne, ma addirittura in una scuola media cittadina, fatti risalenti a 10 anni fa, denunciati solo l'estate scorsa, da 3 ex alunne di un 50enne di Mestre, insegnante di musica. Le 3 ragazze ora maggiorenni non si conoscerebbero tra loro, ma tutte avrebbero parlato di approcci proibiti, di contatti fisici da parte di quel professore che la scuola, malgrado il magistrato non l'avesse chiesto, ha deciso, dopo le denunce, di sospendere. La procura sta studiando il da farsi, le indagini sono chiuse, ma ancora non è stato deciso se chiedere il rinvio a giudizio del 50enne. Complesso provare a distanza di 10 anni quei fatti. Lui, d'altro canto, nega, ma ad accusarlo sono in 3. Di certo l'episodio scuote nuovamente la scuola trevigiana. Ormai non ci sono limiti a cosa può capitare nelle scuole, perché può capitare di tutto, però l'intervento nostro come prevenzione è difficile che ci sia. Raccomandiamo sicuramente di non dare cellulari personali o cose agli studenti, ma anche ai genitori, però non sempre ascoltano, perché a volte diventa semplice comunicare con la famiglia, però in questo modo c'è il rovescio della medaglia che ti fa entrare dentro di un meccanismo che forse non sempre sei in grado o vuoi controllare. Da qui l'accorato invito alle famiglie. Di essere più vigili e se comprano una Ferrari al proprio figlio controllare che la guidi sotto i 50 all'ora, mi riferisco ai telefonini super accessoriati.
Adesso la pubblicità, poi torneremo a parlare del caos parlamentare del Movimento 5 Stelle. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia, per tornare a parlare della questione parlamentare dopo la chiusura del voto online e prima dell'annuncio di Pescara di domani. Ebbene, c'è chi chiede un ricorso vero e proprio. Finirà in tribunale la polemica sugli esclusi dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle in Veneto. I nomi rimasti fuori, tra i quali alcuni storici militanti della prima ora, hanno annunciato un ricorso collettivo contro le epurazioni compiute dalla Casaleggio Associati sulle candidature. La ragione principale di queste insindacabili decisioni della piattaforma starebbe nel meccanismo delle delazioni previsto dal sistema. Ogni utente ha infatti potuto denunciare alla società comportamenti non in linea coi dettami del partito da parte dei candidati. Evidenti anche i numerosi problemi tecnici in fase di voto. Ma quello sui disservizi è un dibattito ozioso, sostiene Marco Marchiori, tra i fondatori dei Grillini veneziani, ma poi fuoriuscito dal movimento dopo 5 anni da consigliere comunale a Milano. Queste parlamentari hanno confermato la scarsa trasparenza che ormai è un tratto costitutivo dei 5 Stelle. Non è che sia una scarsa trasparenza per un problema tecnico, la scarsa trasparenza è dovuta proprio al fatto che il Movimento 5 Stelle vuole affermare una supremazia della piattaforma su ciò che vogliono, pensano, vorrebbero o desiderano gli iscritti, gli utenti, gli elettori, eccetera. Il Movimento 5 Stelle nasce per affermare una supremazia di una piattaforma. Quello della democrazia diretta è quindi un inganno, sostiene Marchiori. Per i Grillini l'eletto deve fare ciò che dice il movimento, anziché rispondere ai cittadini che rappresenta. Io credo alla democrazia dal basso, credo che ci siano state delle cose che, prima di tutto il lancio del marchio, e secondo dei meccanismi di controllo che hanno tragicamente sconfessato quello che veniva detto, insomma. Il Consiglio Comunale di Venezia ha deciso all'unanimità di eliminare l'obbligo di restare a capo scoperto per gli ospiti della sala via libera, quindi al velo islamico e a qualsiasi tipo di copricapo. C'è un dibattito su questo e i veneziani cosa ne pensano? Sentiamo. Si potrà assistere al Consiglio Comunale con il velo, sia il velo delle suore cattoliche sia quello islamico. Lei è d'accordo? No, perché è un luogo pubblico. E quindi? Come tutti i luoghi pubblici non ci dovrebbero essere né veli, né burka, né niente. Dice dove? In Italia. In Italia ti mantieni quello che sono italiani. E il velo, come si dice? Il burka assolutamente no. Il velo se è una roba coperta solo la nuca, quello fa niente, insomma, basta vedere il viso, non credo che basta vedere i capelli. Se non copre il volto, lascia riconoscibili, non vedo perché. È un segnale di integrazione di estrema democrazia. Certamente non con la faccia coperta, perché quello è insopportabile. Però il velo normale sì. Il velo normale sì. Qualcuno dice però che è un simbolo di oppressione della donna, queste cose qui. Sì. In fondo lo penso anch'io, ma vabbè. Per la suore è una religione, o la religione che glielo impone, e per le altre evidentemente la loro nazione, la loro, non so, insomma, l'importante è che si possa vedere la faccia, no? Essendo in Italia o si adeguano alle abitudini nostre, a me non mi va. Personalmente no, non mi va. Cambia niente a mio avviso, uno che abbia il velo o non il velo, sempre siamo andati in chiesa le nostre donne che dovevano avere le maniche lunghe, e il cappello, gli uomini nobili bisogna togliere, sono tutte regole religiose. Io sono un ateo per di più, proprio spassionatamente, che facciano quello che vogliono, sono per la libertà, insomma, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di movimento, per me nostra patria, il mondo intero. Ed ora con Lo dico ad antenna diamo uno spazio a una segnalazione di nostro cittadino che segnala l'assurda situazione di un incrocio di via Milanese. Nel mirino c'è un T-Red. Sono stato multato in questo semaforo giustamente perché sono passato col rosso, però voglio mettere in evidenza che questo semaforo dove batte la ruota dell'auto non è a norma perché non c'è una linea bianca di fermata.
Contro il T-Red all'intersezione tra via Milanese e via Liguria era stata firmata anni fa una petizione da parte di centinaia di cittadini della zona, poi caduta nel vuoto. Non solo manca la linea d'arresto, lasciando gli automobilisti nell'incertezza sul dove l'auto debba fermarsi, ma per chi proviene da via Liguria il semaforo non è visibile, aumentando la confusione e il rischio di incidenti. Secondo me non è a norma, quindi chiederei se viene messa a norma, visto e considerato che la gente quando sbaglia paga le multe, è giusto che anche il comune di Venezia o di dove siamo adesso deve mettere a norma questo incrocio. Mi sono accorto di questa assurdità, denuncia Luca Angelon, cittadino di Camponogara che ci ha inviato la segnalazione, quando ho ricevuto una multa scattata dal sistema automatico di questo semaforo. Non ho nessuna intenzione di contestarla, puntualizza, ma è necessario un intervento del comune per una questione innanzitutto di sicurezza e poi anche di giustizia. La multa l'ho pagata perché sono passato col rosso e metto in evidenza che è giusto non passare col rosso, però non è neanche giusto che la segnaletica stradale ogni comune la faccia a modo suo, c'è un regolamento e una legge italiana, deve essere messa a norma anche a questo posto, solo questo chiedo. In chiusura io vi ricordo, importante appuntamento per chi vuole conoscere i progetti, il futuro, gli investimenti, il tema grandi navi del porto di Venezia. Perché stasera 20:10 ospite di Ferdinando Avarino c'è il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, quindi tutti i temi sotto i riflettori. E adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, sarà infatti un sabato all'insegna del sole un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio del 20 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Qualche nube in più nella seconda parte della giornata, anche con qualche debole pioggia sul Bellunese in serata. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi oscillanti tra -2 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bella giornata di sole, il cielo si presenterà sereno nella prima parte della giornata, cielo poco nuvoloso al pomeriggio con qualche pioggia sparsa entro sera-notte, ma in genere di debole intensità. Temperature massime tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Soleggiato sulla nostra regione con cielo poco o parzialmente nuvoloso, specie al mattino. Col passare delle ore più nubi un po' ovunque, anche con locali nevicate sui settori di confine a bassa quota. Temperature massime tra 9 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!